Un grande progetto, quello di portare più Sud all'Europa, e la sua candidatura ha proprio questo obiettivo. Sì, è un grande progetto che non è un vuoto slogan, è invece un proposito nel quale crediamo fermamente, e per farlo bisogna che in Europa ci vadano persone competenti che hanno dimostrato sul campo di sapere, di capire il territorio, di conoscerlo e di avere anche le capacità per stare in Europa e riportare la programmazione europea nelle esigenze della Sicilia e delle isole del Meridione, perché il collegio è composto sia dalla Sicilia che dalla Sardegna. Sono due isole di grande importanza all'interno del Mediterraneo, entrambe ormai isolate dal contesto e dallo sviluppo economico, che invece devono rivendicare il loro ruolo all'interno del Parlamento europeo. Verso le europee l'UDC e Forza Italia vogliono ricompattare il centro e comunque dare forza. Sì, la scelta fatta credo che sia una scelta condivisibile in un momento in cui abbiamo gli eccessi che stanno, come dire, da un lato il populismo dilagante, dall'altro lato questi sovranisti così come vengono, quindi io credo che una forza moderata sia uno spazio, un contenitore dove tantissimi di noi si ritrovano e si rivedono in queste europee, e per queste europee l'UDC sceglie di fare, come dire, gruppo comune con Forza Italia. Abbiamo una candidata che è la Daphne Musolino per quanto riguarda, diciamo, la donna che l'UDC in qualche maniera sta portando avanti. È ovvio che ci sono poi candidati uomini, sono tanti, dal capolista che è Berlusconi, ma c'è poi Giuseppe Milazzo che è un collega dell'Assemblea regionale. Insieme stiamo cercando tutti quanti di lavorare per portare un risultato che sia in qualche maniera, rimetta in qualche modo il centro al centro. Questo è il lavoro che stiamo facendo in tutte le comunità questa sera ad Agrigento. Onorevole, a grandi passi verso le europee c'è comunque un sodalizio, un'alleanza tra l'UDC e Forza Italia, lei qui per sostenere una candidata. Con quale programma e con quali prospettive? La prospettiva è quella di vincere. Questo è un sodalizio tra Sicilia Vera e l'UDC che è stato già un grande risultato per le regionali scorse, che abbiamo preso il 7%, e abbiamo mutuato questo accordo per le europee. Qui in Sicilia e Sardegna questo accordo si chiama Daphne Musolino, nel Meridione si chiama invece Lorenzo Cesa. Il progetto va avanti per cercare di far affermare una nuova proposta rispetto ad altre candidature che rappresentano comunque un vecchio mondo che in parte ha contribuito a mettere in ginocchio la Sicilia, della quale noi siamo molto interessati, perché queste elezioni europee per noi sono un'ulteriore tappa verso la presidenza della regione, per la quale ci stiamo preparando con una proposta dirompente che abbia l'obiettivo di demolire questo sistema asfissiante, decentrare al territorio, ripristinare le province, valorizzare i palazzi municipali e consentire a questa terra di trasformarsi da mercato di consumo, come è allo stato attuale, a diventare nuovamente invece una terra di produzione. Stiamo costruendo un percorso, diciamo, da qualche anno nuovo con i valori antichi, quelli della dottrina sociale della Chiesa, che mettono al centro l'uomo, i suoi bisogni, la famiglia, il lavoro, i lavoratori. Questi sono il progetto nostro e che porto avanti da anni, ma oggi ha trovato veramente il consenso dei cittadini che hanno capito quello che vogliamo fare noi, il progetto che vogliamo portare avanti. Ma non vi è dubbio che noi difenderemo alcuni temi come l'università, la libera università. Non siamo per l'università libero chiuso, perché questo significa violare la Costituzione. Non possiamo aggravare i nostri cittadini o i genitori di spese in più e mandare i figli all'estero a studiare, oppure non farli studiare a quei ragazzi che potrebbero essere un'opportunità per l'intera società.